Io sono Elisabetta Casaburi, faccio parte del Museo della Carta e della Stampa di Venezia. Benvenuta nella mia bottega. Io lavoro con la carta dal 2008 e nel tempo l'ho trasformata in vari modi, dalla legatoria al giocare con la carta e quindi usare gli origami. La mia presenza nel Museo della Carta e della Stampa è indicata da queste postazioni, e quindi la postazione dove invento e faccio progetti, poi dopo c'è la pressa perché uso la pressa quando faccio le mie legature, la taglierina, la zona cucito e la zona dietro qua dove ho tutta la mia carta che mi serve ogni tanto tirarla fuori e dare sfogo alla fantasia. Allora, io ho studiato la scuola d'arte, anche se ho fatto ceramica, quindi sono maestro d'arte ceramica, però sin da piccola ho sempre amato l'origami e ho avuto un maestro che mi ha insegnato la geometria usando l'origami. Però tutti mi dicevano che non era un lavoro, una cosa che mi avrebbe potuto dare un mestiere e guadagnarci, e quindi l'ho messo nel cassetto. Poi però le passioni vengono sempre fuori e quindi apri il cassetto e cominci a dire: perché non uso questa mia capacità per offrire un panorama diverso, un biglietto diverso, un quaderno con la forma diversa rispetto a quella che è la classicità. Dopo nulla vieta di avere appunto anche la zona classica che si riferisce al Rinascimento e poi queste incursioni nella modernità usando carte che arrivano da tutto il mondo, perché la carta sì, a un certo punto la faccio anch'io con gli scarti dei miei quaderni, però mi piace andare in cerca di tutti i tipi di carta che esistono al mondo. La mia giornata tipo è quella classica di chi ha un negozio: l'apertura, scaldare, accendere le luci e poi cominciare dalla vetrina a guardare cosa si può, se c'è un tema appunto, e quindi affrontarlo, perché la vetrina è il mio biglietto da visita. Chi passa legge quello che io lascio in vetrina e quindi a seconda del tema preparo una vetrina e poi la riprendo all'interno in modo che chi entra poi non venga distratto da altre cose. D'altra parte appunto ci saranno le giornate europee delle arti e mestieri e quindi assolutamente dovrò inventarmi qualcosa. Perché qui ci saranno dei laboratori. Sì, infatti io vorrei offrire alle persone che verranno a trovarmi, oltre la spiegazione del Museo della Carta e della Stampa, di cui faccio parte, anche tutto il mio modo di lavorare e di affrontare la legatoria o piuttosto il biglietto di auguri, che è sempre dedicato alla persona che lo riceverà. Perché le persone devono venire a trovarti? Perché riesco sempre a dare qualcosa in più di quello che sono io, del mio interpretare i colori, le forme, e quindi le persone sanno, quelle che mi conoscono, sanno che se hanno un desiderio particolare possiamo farlo nascere insieme.